Stavo guardando fuori dalla finestra e ho visto nel cielo delle onde. Ho pensato, questo è il motivo per la scala di Nancy. Ciao ragazzi, avete mai pensato a quante volte usiamo la parola acciaio come metafora? Nervi d'acciaio, muscoli d'acciaio, tempra d'acciaio, e sempre per richiamare una sorta di virilità della materia. Ma Simone Scappini, è uno che dall'acciaio ha tirato fuori la sua vena più gentile e armoniosa, perché si è inventato una scala che innanzitutto è un'opera d'arte. Quindi l'acciaio ha un'anima? Assolutamente sì. Forse devo dirti è ancora più profonda del ferro. Perché? È stato ancora più difficile scoprirla. Pensavo proprio che essendo un prodotto creato, non così diciamo naturale come il ferro, perché ha in aggiunta delle proprietà che lo rendono inossidabile, fosse esclusivamente industriale. Invece devo dirti che si è rivelato veramente con un'anima. Ma è stato difficile trovarla e soprattutto farla esprimere? Ti dico di sì, devo essere sincero, non me l'aspettavo. E non tanto nella forgiatura, ma proprio per mantenere le sue qualità. È un personaggio un po' particolare l'acciaio inox. Per mantenerlo così com'è fino alla fine è stata veramente dura, Stefano. Questo è il progetto? Sì, questo è il progetto, esatto. Bravo. Vedi, qui siamo partiti seguendo per un pezzo il parapetto iniziale della casa, per come dire, rapportarci con quello che c'era esistente. Siamo partiti, abbiamo virato e abbiamo creato la scala. È pronta. Semplice. Semplicissimo. Per farti capire meglio, quindi questa è la dima. Quindi lo stampo praticamente, su cui ti sei appoggiato? Sì. È lo stampo che ho creato per fare questa scala. Ogni scala ha la sua dima, quindi la sua forma. Questa che tu vedi disegnata sulla carta si trasferirà poi su una lamiera che verrà sagomata attorno a quella dima. Quindi quel disegnino che abbiamo fatto prima, te lo riporto qui, questa parte qua seguirà la dima e poi tutti questi ferri che sono dritti andranno curvati tutti sulla dima. Che vuol passione che vuole. Sì, è bello. Ma tutto così, Simone? E qua guarda, magari qualcuno pensa di lì delle telecamere che lo stiamo facendo per fare un po' di olio, ma questa è fatta tutta così, quando la vedi fatta non hai idea di quello che c'è dietro. Per gli altri è una mezza pazzia, per me è vita, per me è vedere questo pezzo di ferro. Dopo stavolta, come ti ho detto, è inox, vero? È ancora più nascosta l'anima dell'inox. Vedere che prende vita, non so, guarda, mi viene la pelle d'oca, perché è un'emozione ogni volta, Cioè, quante prove devi fare prima di arrivare al pezzo giusto come lo vuoi? Beh, ogni motivo, chiamiamolo così, ogni elemento ha la sua particolarità e questo è leggermente difficile perché siamo partiti, come puoi vedere, da una sezione di inox rotondo per avere molto grosso, 25 mm, quindi difficile da lavorare. Uno per la sezione, ma due proprio perché il materiale è duro, per avere la possibilità di allargare e dare questa sorta di, in gergo la chiameremo frustata, scusa, ma per me è un'onda, perché questo disegno, come ti ho detto, parte da delle onde, perché la signora Nancy, da casa sua, vede il lago e io volevo trasferire queste onde del lago nella sua scala. Anche la lucidatura è una difficoltà?
Assolutamente sì. Perché? Guarda, ti dirò, per l'acciaio inox è stata la difficoltà più grande che ho trovato. Sapevo fosse duro a forgiarlo, l'ho già forgiato 3 volte, ma in particolare per l'esterno portare l'acciaio inox alle sue proprietà è stata la cosa più difficoltosa. La lucidatura è fatta con utensili tutti incontaminati, cioè tu devi prendere proprio degli utensili che sono nuovi, non puoi usarli per il ferro. E prevede 4-5 passaggi per portare proprio Per ogni elemento? per ogni elemento. E quindi quanti elementi c'erano qua? Qui c'erano 410 elementi. Quindi per ognuno almeno 4 o 5 lucidature. Eh sì, è stata una cosa incredibile. Mi viene da ridere per piangere. Vedi Stefano? Ah, che bello. L'abbiamo riportato quasi allo stato naturale. Importantissimi sono le diverse tipologie di utensili che si usano. Devono essere delle grane sì atte a lucidare, ma allo stesso tempo non devono portare via quelle che sono le preziosità della forgiatura, la martellatura. Come vedi qui c'è questo effetto proprio chiaro-scuro dato da quello che io ho deciso di far uscire. In questo caso qui era proprio una virgola di quest'onda, che poi metteremo qui e finiremo di sistemare. E bisogna continuamente curarlo, non puoi forgiarlo, lavorarlo, arrivare alla fine e semplicemente pulirlo. Ogni fase ha la necessità di essere trattata, di essere curata, un po' come una sorta di piantina. Non è che puoi piantarla e arrivare al frutto, devi potarla, devi dargli da bere, devi guardare che ci sia il sole, le varie cose. Questo è l'acciaio inox. Ad ogni lavorazione bisogna ripristinare le sue proprietà. C'è il concepimento, c'è la progettazione e c'è la realizzazione, ma poi occorre fare anche il montaggio. E lì si apre tutto un altro capitolo, perché io ho seguito quelle fasi quest'estate sotto un sole cocente. Sapete perché è stato difficile? Per tanti motivi, ma riassumendo, intanto è un pezzo autoportante e quindi questa scala andava collocata esattamente nel posto in cui Simone aveva previsto che fosse montata, rispettando tutte le misure. Non è stato possibile entrare con la gru, quindi è stato dovuto fare tutto il montaggio a mano, lui e i suoi collaboratori. Ci hanno messo 2 giorni interi, più un terzo per mettere il legno sugli scalini, un'impresa epica. Però poi, alla fine, il risultato è stato un altro pezzo unico del Made in Italy artigianale più squisito, consegnato alla storia. Perché è così speciale questa scala, al di là dell'acciaio? È speciale perché Nancy e Walter mi hanno chiamato e mi hanno detto: Simone, guarda, noi vorremmo accedere a questo bellissimo terrazzo in cui non abbiamo possibilità di andare. E assieme abbiamo guardato cosa c'era, il panorama, il lago, la casa, cosa ci ispirava. Io sono tornato, ho immaginato di portare queste onde del lago sulla loro casa e poi l'ho creato. Ed è stato difficile creare? No, creare mi viene facile, è parte del mio ingegno. La difficoltà è mettere in comunicazione l'ingegno e l'arte con la necessità di avere un pezzo usufruibile, una scala, e poi la necessità di soddisfare esigenze anche tecniche del comune che richiede particolari cose. E poi ti dirò che costruire una scala, in primis curvata, che quindi è difficoltosa, senza nessun sostegno tecnico, quindi il cosciale, un palo, una potrella, è il massimo della difficoltà. Insomma, per Simone nulla è impossibile. Guarda Stefano, quando vuoi clienti, in questo caso Walter e Nancy, mi hanno detto, ci hanno, ahimè, detto che qui la scala non può essere fatta. Ecco, quella famosa parolina lì, non può, per me è proprio la benzina per partire a razzo. Simone, ma è dopo il ferro, è dopo l'acciaio. Qual è la prossima cosa da pazzo che ti vedrò fare? Cogli un po' la sorpresa. Qualcosa che vada sempre più in alto. Mi piace. Hai fatto un ascensore artistico? Sì, ma non del acciaio inox. No, basta una. Sì. Grazie Simone e complimenti davvero. Grazie. Un grande artista, un grande artigiano. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Certo che te che due bracci li manca poi.